Fine sarebbe inchiatas con Gnovis. Oris convulsivis, talis prefetturis dalla regione par decidi dalla vigni dalis fiestis in place dal Prindalan e palis iniziativis dalla Befane. Si cirdichiata un'intesa con i sindics dal territorio per continuare ingrumaments di inte diminuire i pericoli legati all'infezione di Covid. Ovvindo mandato ai sindic di fare una valutazione complessiva alla sclariti il prefetto di Udine Massimo Marchesiello e una soluzione che ha di essi condividuti di tutti gli amministratori locali. Tra gli avvenimenti in pericolo come e sono anche il Pignarul Grande di Tarcin e il Prindalan in place a Udine. E Giordano Marsiglio, che l'agnò dal Sis di Zenar, e lei di Flammis, il fum dal Pignarul Grande di cui è di Tarcente per previo della Vigny, il vecchio venerando, al clame la comunità a tutelare la salute. Sentinlo. L'Epifania, o sapete che l'Epifania è in strie, no? E quindi la strie facciamo che lì. Noi altri sovem purtroppo di fare queste non è un purtroppo di fare. Noi altri so fare la manifestazione, però logicamente non si può fare in maniera che si di tanta gente. La gente starà in chiesa e le chiese e vi darà. Prima di tutto bisogna per forza pensare a salute, perché la vita è una. Avvisarsi che la festa va ben fatta in famiglia, perché quando si le fa fuori, purtroppo, o viene strisinato senza voler, no? O c'è biele, si va a ingrumarsi che non va bene. E come nel bollettino sono 483 le positività al Covid-19 saltati fuori in Friuli Vignese Giulia, tali ultimi 24 ore a fronte di 7.150 tampons molecolari e di 22.652 test svels antigenics. Si simuar su un uomo di 78 anni di Palacciul, una femmina di 91 anni di Staranzian, una di 93 di Grau e 3 femmine di Trieste di 80, 92 e 95 anni. 26 pazienti ricoverati in terapie intensive con 296 persone stacchiatris repars. E pal fisc dal Stat e ieri pure tante di poter fare domande di sussidi pubblici, ma in realtà ieri parone di una barchia di un concorrente in Austria di passe 150.000 euro. Ha finito ai fastidi su una femmina di 41 anni di Pordenone che ha padre di smire de guardie di finanze per vecchia parte dal mese di mai dal 2019 a ottobre dal 2021, più di 15.000 euro di redditi di cittadinanza. La femmina aveva presentato purtroppo domande di esiamitude al reddito di cittadinanza, condotte che avesse avuto una sostanziosa eredità già dal 2019 e è stata denunziata e segnalata alla procura per aver domandato e ricevuto i sussidi senza aventi diritti alla direzione dall'INPS per bloccare i pagamenti. E anche il Friuli Vignese Giulia l'ha risponduto al Siopar nazionale dal Mont, dalla scuola proclamate di tutti i sigli sindacali, furche dalla CIS, dalla nostra regione, al Contin FL, CGL, UIL, Scuole, SNALS, Compsal e Gilda Winams e manchi in più di 3.500 figure professionali tra insegnanti e personalate. La situazione è destinata alla in pies comprensionamento qui con Diez. Sotto accuse, parzore la mancanza di personale, anche il manchiato adeguamento al contratto, che è restato fair al 2018. Preoccupazione anche in vista dall'introduzione dall'obbligo dei vaccini, quasi il 10% del personale in regione, al momento, non è risultato infatti vaccinato. La risposta al Siopar dal mondo alla scuola è arrivata Durman di Udine, dove il ministro dall'istruzione Patrizio Bianchi è intervenuto a un seminario emanato dal Dipartimento di Studi Economics dell'Università di Udine. In un anno fasarin 100.000 assunzioni o senza da ora lavorare per tornare a mettere in movimento la macchina dalla scuola dopo i TAES patis a partire dal 2009, alla dita il ministro Bianchi. Abbiamo fatto un bando per 40.000 persone, se ho chiapparen sulla primavera cuven, che si zontin ai 60.000 posti già assegnati qui concorso.
E al torna a svolare l'export dal Friuli, Vignesi e Giulia con un sensibile aumento rispetto al stesso periodo dall'anno passato, 3,1 miliardi di euro in più, il 31% da Urdome, Sardegna e Calabria. Attirare la nostra regione sulla fonte della rielaborazione dei numeri SISTET fatte dall'IRES regionale sono i cantieri navali, produzioni di metallo e il settore del mobilie. I numeri si increscono rispetto al disastro del 2020 e segnano una ripresa dai movimenti verso i più grandi partners commerciali, massime Austria e Inghilterra. In quinti tendince le esportazioni verso la Cina, che sono l'addizione dal 7,1%. E sono scomenzati i lavori di restauri dall'Arc Bolani, la struttura che verce la riva verso il castello di Udine, il cantiere dal valore di 30.000 euro, è stato finanziato di plate fure dalla Danieli di Buri. E allora sentiamo il sindaco Pieri Fontanin. Sono partiti i lavori per mettere a posto l'Arco Bollani, un'opera che è stata progettata da un grande architetto che l'ha lasciato qui, il Palladio, che l'ha lasciato qui a Udine monumenti importanti. Questo lavoro ho vinto ringraziare la Danieli che ci ha dato il finanziamento, come durerà circa un mese. Si tratta di mettere a posto in pratica le pietre che erano un po' mottis e dà anche una stuccatura alle che sono create da screpis. È un arco importante perché al viarsi in pratica le salite ci sta il di Udine, una delle opere importanti di questa città, e dopo sluviò benissimo di Piazza Libertà, che è il look dove si affaccia questo arco, l'Arco Bollani. E all'Istituto Stringer di Udine al Vignaras creato un ristorante didattico vierte al pubblico. All'ultimo progetto per il quinto lot della scuola superiore udinese che i besse sono stati appena tirati fuori dall'ente di decentramento regionale. Il nuovo edificio al chiappare al puesto dal container tirato su per le macchine dalla scuola, con di più dal ristorante, e ha sclarito la dirigente Monica Napoli, e saranno fatte anche 24 aule e un orto botanico. Questo nos darà la possibilità di far lavorare tutti i nostri studenti, anche che dall'orientamento commerciale. E i lavori vigneranno a costare 6 milioni di euro. Allora le ridotte anche per Usgnot, grazie di venire ascoltate, grazie a Simone Caramaschi, a Paolo Bassi in regie e noi altri si vedono domani sera, sempre a Nufman con quarto, Nufman con 20. Mandi, grazie.